Sì, ci sono. E Davide, vero? Sì, buona Siamo serata a tutti. pronti. Buonasera a tutti. Aspettiamo che si connettano col microfono anche Carlo e Leonardo. Vedo che Leonardo forse ha qualche problema. Ho avuto anche io qualche problema di connessione prima, per cui abbiamo qualche minuto di ritardo. Carlo vedo che si è connesso. Ciao Carlo. Ciao Giovanni. Ecco qua. Beh, intanto cominciamo noi. Come va? Spero che stiate tutti bene e che insomma questo periodo stia passando il più, come si dice, tranquillamente possibile, ecco, senza strascici vari, problemi, insomma. Perché prima cosa è qui, diciamo, no? Sì. Cioè, sta lavorando, sei a casa, voi altri? Mi sto a casa perché lavorando in albergo a Venezia tutti gli alberghi sono fermi. Come Però comunque ero già a casa, sarei stato a casa comunque perché ero in malattia, però sarei rientrato prima perché ho appena fatto l'operazione dell'anca a sinistra, ho fatto la protesi all'anca. Come stai? Bene, bene, per quello sì, adesso ho ripreso già e tutto, infatti avrei fatto la visita adesso e sarei andato a lavorare per Pasqua se in anticipo rispetto ai 3 mesi che mi hanno dato, ma visto che siamo tutti bloccati, mi faccio i 3 mesi di malattia, dopo andrò in cassa integrazione o farò le ferie come gli altri. Beh, nel frattempo intanto magari mando anche un avviso sui social che siamo online, così magari qualcun altro si collega. E chi è che vuole iniziare? Per non iniziare sempre io. Tu Carlo, come stai? Come sei in montagna? In montagna si starebbe bene se fossimo parte di un paese civile, insomma. Invece, essendo parte di un paese incivile, avendo così mia moglie un'attività che in questo momento è stata fermata dai nostri saggi politici senza indennizzi vari, insomma, poteva andare meglio. Sì, diciamo che in altri stati situazioni del genere stanno, tipo, non so, in Svizzera, eccetera, stanno rispondendo, cioè nel senso dove c'è l'esigenza comunque sanitaria, c'è comunque una iniezione di liquidità, perché comunque questo non è dovuto a colpe, no, dell'imprenditore o del negoziante o di chi è bloccato. E quindi lo Stato si fa carico, per non distruggere l'economia, di queste iniezioni di liquidità, e quindi si hanno in Svizzera, diciamo, sono già operative tutta una serie di misure a sostegno, no, dell'economia, ma anche in molti altri stati, avete letto anche in Germania, insomma. Qui da noi invece la situazione è abbastanza drammatica, perché insomma ci sono delle proposte che sono al limite del ridicolo, ecco, dell'offensiva. Mi fa piacere che ci siano anche altre persone. Davide, per esempio, se vuoi, come dire, presentarti così velocemente. Visto che... Io sono nuovo, sono di Belluno, ma bello. lavoro per un'azienda di Milano e quindi noi stiamo lavorando fortunatamente nonostante le grosse problematiche che abbiamo a livello di mancato spostamento, quindi lavoriamo tutti da casa e gli altri problemi li conoscete anche voi. È la prima volta che ho tempo comunque per partecipare a delle attività, perché di solito sono sempre in giro, quindi ho deciso di inserirmi in questo gruppo, perché nonostante avessi già delle idee pregresse di partecipare, adesso ho il tempo di essere in casa e di avere un po' di tranquillità per poter seguire e magari dare un mio contributo, ecco. Mi fa molto piacere. Sì, è un esperimento che stiamo portando avanti e vedo che insomma sta avendo una
una discreta risposta e anche attenzione. Secondo me può essere interessante perché da questo punto di vista è un modo per ovviare alla situazione di blocco che tutti stiamo vivendo, e quindi è un modo, vedo che non solo noi ma anche aziende o comunque ambiti in cui si può gestire una partecipazione di questo tipo, vedo che lo stanno portando avanti. Tant'è vero che proprio l'azienda che fornisce questi sistemi di videoconferenza, Zoom, ha avuto una crescita pazzesca nelle quotazioni e nella valorizzazione di mercato. Insomma. Assolutamente sì. A Venezia come sta andando, Marco, in questi giorni? C'è qualche novità? Io a Venezia vedo poco, sentiamo, perché sono un po' appunto isolato, sono qua in periferia di Sant'Elena, più che girare e guardare a livello di politica, un giorno dicono una cosa, un giorno dicono un'altra, vediamo se effettivamente aiutano sia il commercio che tutte quante le persone che sono bloccate a casa, e dopo sarà tutto da vedere come gestire questo, forse capire che bisogna fare un'economia un po' diversa e non solo turistica, perché altrimenti questa situazione ci ha reso l'idea di cosa vuol dire avere un'economia basata al 100% sul turismo. Sì, decisamente. Mando gli avvisi anche ai ragazzi. Sicuramente il turismo è il settore che più di tutti sta soffrendo in questa situazione, in dubbio. Tu, Davide, invece dicevi il settore di cui operi? Io mi occupo di sicurezza, di sistemi di videosorveglianza, di sistemi di monitoraggio. Quindi attualmente ci hanno lasciato ancora aperti, sì, perché comunque noi forniamo alcune aziende che fanno la vigilanza, fanno manutenzione sugli impianti delle ferrovie e delle poste, quindi noi dobbiamo comunque fornire componenti e quindi per adesso siamo ancora ritenuti aziende nel codice Ateco che rientrano, quindi staremo a vedere. Adesso comunque c'è una fortissima flessione, quindi chiaro. man mano... Se sarà un aumento nei supermercati deve fare videosorveglianza, se inizia ad andare a rubare tutto. Sì. Guarda. Quindi le problematiche penso che siano le stesse nell'industria, in cui si sta fermando completamente tutto. Da telefono. Giocondo anche vedo che si è collegato. Solo via audio, Giocondo? Sì? Benvenuto. Mentre Leonardo vedo che fa fatica a connettersi, è solo in modalità ghost, diciamo. Anche in via video. Ciao Giocondo, ben arrivata. Ciao. Ecco, anche Maria Cecilia sta arrivando. Come va? Dalle tue parti, come va Giocondo? Non ti sente. E anche Maria Cecilia, benvenuta, dovrebbe sentirci. Grazie. Bene, sto bene io, grazie. E tu? Benissimo, bene, sì, insomma, sempre qui con le attività ovviamente ridotte, che ne risento, perché da quello che faccio io si riesce a gestire anche in modalità, come dire, così, da remoto, con i vari canali digitali. Però è chiaro che ci sono situazioni in cui l'incontro non si può sostituire, quindi ovviamente come tutte le attività, anche la mia è abbastanza, come si dice, in diminuzione, ovviamente. Invece, quindi Giocondo si collega da Chiarano, mentre Maria Cecilia... Saltamaggiore. Sono di Isola Vicentina di Vicenza. Come sta andando dalle parti di Vicenza?
Partite con meno casi, ma adesso anche lì vedo che A c'è... Isola Vicentina abbiamo solamente un caso e lo stanno curando, lo stanno trattando con vari farmaci in casa e sta rispondendo bene alla cura. Ho capito. Bene così. Bene, bene. Sì, beh, Siamo fortunatamente... vicino a Malo, per darvi un'idea. Isola Certo, Vicentina, certo. Malo, Schio, di queste zone. Certo, certo. Beh, sono zone molto belle anche, mi piacciono. Io ho un ramo di parentela da quelle parti, però non proprio Isola Vicentina, sempre nel Vicentino, diciamo. D'accordo, sì. Però in genere sono posti che a me piacciono e sono molto belli. E come, vabbè, vedo alcune persone nuove, appunto, a parte Davide, appunto Maria Cecilia. Come ci avete conosciuti? Nei social o in altro modo? Sì, tramite Facebook. Ah, bene, bene. Io comunque avevo già partecipato al voto Ah, bene, ancora nel e referendum. quindi periodicamente ricevo vostre notizie, vostri aggiornamenti. Mi fa piacere, mi fa piacere. Abbiamo anche Fabio che si sta collegando. Quindi stiamo cominciando a crescere. Vediamo se si connette anche l'audio. E a Chiarano com'è la situazione, Giocondo, invece? Beh, normale, c'è un caso di coronavirus, però di una signora di età che lo ha preso purtroppo in ospedale a seguito di un intervento che aveva subito, non chiaramente connesso con il coronavirus, ma non c'è altra notizia, non ci sono altri. Ok, La situazione è abbastanza, è normale, almeno per quanto so io. certo. Io, nonostante l'età, perché io sono molto vecchio, dico sempre di essere molto vecchio, No, senti. E quindi molto sto, saggio. Esatto. sto abbastanza bene, mi sento abbastanza bene. Comunque io sono chiuso in casa, non mi muovo, soltanto vado, siccome ho l'abitazione che è praticamente in mezzo alla campagna, vado a fare delle passeggiate per i campi. Ho detto, non saranno mica le forze dell'ordine che verranno anche in mezzo ai campi. E se mi chiedono, dicono che vado a coltivare i miei campi, che sono tutti qua, tutta una mia proprietà terriera. Che capito? Così. Bene, bene. Beh, questa è un'ottima cosa. C'è anche Fabio, vedo collegato. Buongiorno Fabio. Ci senti? No, perché vedo l'audio che funziona, ma non so se ci sente. Come avete visto, tra l'altro, in Veneto la situazione sta effettivamente un po' cambiando, anche Andrea sta entrando, nel senso, cioè, ci sono dei numeri che sono un po' più, come dire, incoraggianti rispetto ad altre regioni, nel senso che sembra il metodo in un qualche modo che è stato fatto proprio ehm, sotto la guida del professor Crisanti, che ha visto in particolar modo molti più test, sembra dare dei numeri più incoraggianti rispetto ad altre regioni. Anche Giada. Ciao! Ciao Giada, benvenuta solo con l'audio. Solo con l'audio, sì, perché mi sono appena lavato i capelli. Sono indecente. Vabbè, non ti preoccupare. Qua nessuno Ciao. di noi è... Ciao Andrea, ben arrivato, ben collegato anche tu. Come va ragazzi? Come va Giada? Come sei? Sono un leone in gabbia. Sei un leone in gabbia. Una leonessa in gabbia. Sì. Andrea, come sei? Come va? Bene, dai, si lavora ancora. Ah, te lavori? Sì, sì.
Ok, aspetta, te fa cosa che non mi ricordo, come siete attività? Sono gli impianti di depurazione, Ah, ok, quindi voi altri se... impianti a ciclo continuo e un po' a saltoni comunque, eh, perché hanno accorciato un po' dappertutto, gente non ce n'è, gli sì. aeroporti sono chiusi, e così insomma. Insomma, come stai vivendo questo momento un po' così? Che in teoria sarebbe un momento anche favorevole all'indipendenza, se non che siamo tutti molti sarai in casa, quindi come dire, non so che se possa fare particolari azioni, se non che cominciare a creare consenso. Soprattutto, come dire, cercare di far, insomma, testimoniare quanto ridicolo sia quei movimenti che Sassega ha spento in effetti, delle persone che si mette a cantare l'inno dai balconi e a piccare i tricolori. Che dura molto poco, devo dire, perché mi pare che qua stia venendo fuori invece una... Che farsa, che farsa. Sta una farsa, ma anche perché le persone dopo un po' credo che si cappia reso conto di quanto lo Stato italiano sia a livelli demenziali. Fabio ne scrive, non so se avete visto, saluti a tutti, ho difficoltà con la configurazione audio, ma vi sento bene. Allora, intanto buon ascolto anche a Fabio. E quindi sì, non so come che vedevo gli altri, cosa che vi pare che le persone come che stia reagendo a questa situazione. Giada, ti che te ha un termometro molto attivo, cosa senti? Io, allora, da quel che vedo io, qualcuno sì, magari apre gli occhi, però c'è ancora tanta gente che non ci sente proprio. Fa affidamento. Io sto, guarda, discutendo adesso con un pensionato del mio paese che ha sto cerchietto della bandiera italiana intorno alla foto di Facebook e non riesce a capire, cioè lui non so neanche più cosa dire. Io gli ho detto, guarda, io mi auguro che il mese prossimo ti arrivi la pensione, però la vedo dura. Dopodiché lo toglieremo sto cerchietto, forse. Questo è l'ufficio di tutti, insomma, no? Così. E comunque in generale... Posso dire una cosa che riguarda proprio tutti questi movimenti, associazioni e comitati per l'indipendenza del Veneto? La gente è confusa perché ricevono inviti tramite i social media, volantini, passaparola, per varie associazioni che vogliono incontrarsi con il pubblico, però ce ne sono troppi di questi gruppi. Creano divisione. Ma diciamo... Se abbiamo un unico obiettivo, tutti questi gruppi si devono configurare, aderire ad un solo movimento. Solamente così possiamo essere più forti. Sì, in realtà poi c'è, intanto do il benvenuto, anche se vedo che non ha neanche lui il microfono attivato, a Guido, che forse riuscirà a collegarsi, speriamo. Però in realtà se si va a vedere l'esperienza dei paesi che hanno ottenuto l'indipendenza, non è vero che avessero un unico movimento, anzi è vero il contrario, c'è sempre stata una ricchezza di, come dire, di soggetti. E questi soggetti, bene o male, hanno tutti una propria caratterizzazione, cioè c'è una ragione per cui esistono diversi soggetti, non è che sia uno sfizio. Nel nostro caso c'è una ragione perché effettivamente non ci sono movimenti che vedono come ostacolo principale all'ottenimento dell'indipendenza del Veneto quello dei partiti italiani, in particolare della Lega, per cui molti movimenti indipendentisti invece tendono a inserirsi nella scia della Lega o a, come dire, appoggiare Zaia con una qualche speranza che Zaia faccia qualcosa per l'indipendenza, quando insomma penso che le dimostrazioni pluriennali, decennali del fatto che la Lega non sia assolutamente interessata all'indipendenza sono sotto gli occhi di tutti. Quindi ecco, sicuramente per esempio noi
abbiamo la nostra ragione d'essere proprio in questa consapevolezza, oltre che essere il movimento che ha organizzato il referendum di indipendenza del Veneto nel 2014, quindi quello che in un qualche modo ha portato la questione veneta all'attenzione del mondo intero, perché prima era un qualcosa di solo locale. E da lì in poi invece siamo riusciti a far passare il concetto sugli organi di informazione di tutto il mondo. Però è normale che ci siano diverse voci. È chiaro che nel tempo alcune di queste voci diventano più forti, altre diventano, come dire, secondarie, quindi il nostro impegno deve essere quello di rafforzarle e di portare, come dire, la nostra voce ad essere più importante, e questo potrà avvenire solo nel momento della consapevolezza, come dicevo prima, che l'indipendenza è alternativa ai partiti italiani, in primis alla Lega, che è un partito che adesso come slogan ha prima gli italiani, insomma. Do il benvenuto a Guido, che forse adesso ci sente. Vedo che ha il microfono attaccato, ma probabilmente anche lui ha qualche problema di collegamento, però intanto gli diamo il benvenuto. Non so se tu, Marco... Non avevi mai fatto incontri? Non avevi mai fatto incontri con gli altri responsabili di altri gruppi, tipo, non so, con Palmettini? Anche se confronti più che incontri, perché comunque sì che se dei confronti, che se continui. Però è chiaro che venendo meno questo punto, cioè considerando qualcuno mettendosi come, diciamo, ruota di scorta della Lega, è evidente che non può essere una via percorribile quella di un collegamento, perché insomma ci sono delle differenze di base che sono praticamente inconciliabili, no? Sì. C'è dopo un dialogo, e lì c'è un altro fenomeno di differenziazione è sulle modalità di ottenimento dell'indipendenza. Diciamo che per esempio, scusate, per esempio un collegamento con l'avvocato Fogliata. Ma con l'avvocato Fogliata c'è un collegamento da parte di tutti, che l'avvocato Fogliata non ha, come si dice, vocazioni politiche. Lui si mette a livello culturale, fa la sua testimonianza a livello culturale di alto livello, poi politicamente non ha una collocazione, cioè non è che ha un movimento su lui, sta al di fuori, come dire, no? Da questo punto di vista. Vabbè, ma avrà un punto di riferimento? Cioè lui si sentirà, come si dice, anche involontariamente rappresentare una branchia, diciamo, dell'indipendentismo, oppure è, come si dice, al di sopra... Lui si dice ecumenico, da quel che so, da quel che così almeno mi disse a suo tempo. Si definisce un po' ecumenico, nel senso che non si mette proprio nei singoli movimenti. È chiaro che comunque fa riferimento a una certa area, come dire, però non è chiaramente in un movimento politico, ecco. Quindi alla fine i movimenti sono pochi, se si va a vedere, perché poi stavo dicendo prima, c'è una differenziazione sulle modalità attraverso cui ottenere l'indipendenza, e lì ci sono altri movimenti che hanno delle idee loro, io non sto qua a giudicarle, che sicuramente non sono le nostre, nel senso che personalmente le ritengo non realizzabili concretamente, e quindi cito il CLNV o altre sodalizi che hanno una loro visione, una loro identità, e quindi si propongono in un certo modo. Noi parliamo un po' con tutti, però fondamentalmente c'è una differenza di base, come vi dicevo, da un lato sul posizionamento rispetto alla Lega, e dall'altro sul fatto di definire alcuni percorsi concreti e percorribili, altri invece dal nostro punto di vista pratici, da un punto di vista pratico non percorribili. Però Gianluca, scusami,
al di là della maniera, cioè delle modalità per diventare indipendenti, oggi io credo che dovremmo approfittare del momento per, prima di parlare di modalità, di convincere le persone che l'indipendenza è l'unica soluzione possibile. Quindi magari accordarci tra tutti i gruppi per mandare lo stesso messaggio, non credo sarebbe difficile. Ma lì lo stesso messaggio non vedo che, voglio dire, come dicevo prima, nei paesi, tipo ovviamente la Scozia, la Catalogna, giusto per citare altri paesi, perché comunque bisogna anche vedere cosa succede negli altri paesi, non è che siamo un'isola nel mondo. C'è una pluralità di voci, di forze. Dopodiché, quando c'è da parlare di indipendenza, ognuno con la propria caratterizzazione, ma tutti portano avanti l'indipendenza. Però è chiaro che se invece hai movimenti, come dire, che dicevo, che definiscono ruote di scorta della Lega, che ti cominciano a parlare di autonomia o indipendenza, e già lì comincia la confusione. E a quel punto su cosa ti metti d'accordo? È difficile mettersi d'accordo se nemmeno il concetto di indipendenza è un concetto unificante, no? E quindi c'è effettivamente questa difficoltà. Però diciamo che sicuramente non si possono unire le sigle al momento. Si possono unire i messaggi e questo in un qualche modo avviene. Cioè diciamo ognuno attraverso i propri canali, attraverso le proprie modalità, non sempre, non con, come dire, con la stessa frequenza, con la stessa modalità, però un messaggio passa. Io vedo anche in altri esponenti di altri movimenti, come dicevo, che magari fanno parte, ripeto, di coalizioni, no? In cui ci sono anche degli autonomisti, però ci sono degli individui che si distinguono perché mettono l'accento sull'indipendenza. Dopo bisogna contattarsi il messaggio perché oltre non si può andare. Ma quello c'è. E perché è timido? Ma perché lo è sempre stato, perché comunque di persone che hanno voglia di scrivere, di parlare, di comunicare, non è facile trovarle, perché magari c'è un sostegno, ma è un sostegno silente, è un sostegno, come dire, così, che ti mettono il mi piace o ti mettono la firma o ti mettono un appoggio, ma oltre a quello non si va. E quindi sono poche le persone che invece non hanno timore di dire come la pensano e si pongono. Noi cerchiamo di farlo con una certa, come si dice, regolarità. È chiaro che siamo tutti volontari perché per definizione come indipendentisti siamo il nostro è un impegno civico e volontario e quindi non sempre hai il tempo di star lì a scrivere, a fare, quindi a volte hai dei giorni in cui non puoi fisicamente scrivere, no? Perché insomma, certo. Cioè, voglio dire, se lavora. Dopo non tutti lavorano nello stesso momento, tu per esempio lavori molto di più in estate, no? Esatto. Altri lavorano più o meno con una ciclicità che può essere settimanale o attraverso varie fasi dell'anno più o meno, e quindi riescono a dedicare più tempo in alcuni frangenti e meno in altri. Ecco, però sommando anche queste cose, diciamo che alla fine restano poche le persone che hanno, come si dice, l'amor proprio, la forza, la consapevolezza e se vuoi anche la preparazione, perché bene o male non è facile, perché dopo devi interloquire, devi spiegarti, devi informarti, devi ragionare e spesso poi tu ragioni e il tuo interlocutore alla fine non è nemmeno in grado di fare quello, perché poi si butta sugli slogan o sul tifo di partito e quindi da questo punto di vista non c'è neanche più ragione d'essere, perché tu magari dedichi delle ore a ragionare e poi questo tira fuori la scorciatoia del sei comunista solo perché non appoggi Salvini, no? Già. No, lo sapevo che funziona, ma si ragiona così questi, no? Ma io penso che la Lega in questo caso sia proprio fuori da tutte le ipotesi, le congetture che fino a questo momento, oppure negli immediati scorsi ha avuto credito, diciamo, o
gli è stato dato credito. Cioè la Lega è un partito italiano, noi non abbiamo nulla a che vedere con quel tipo di espressione politica, insomma. Assolutamente sì. Condivido. Il discorso Lega ormai è fuori gioco, almeno per quanto la pensi io in questa maniera. Cioè c'è una moltitudine di persone che la segue perché forse c'è una remora, ci sono dei trascorsi, questo e quello, però concretamente parlando, se noi vogliamo analizzare così non tanto a freddo ma in maniera concreta, la Lega non ha nulla a che vedere, è un partito tipo, non so, PD, tipo Forza Italia, cioè è un qualche cosa di estraneo ormai a quello che sarebbe la nostra aspirazione di indipendenza. Anzi, direi che è contraria proprio assolutamente. Assolutamente sì. Il problema è che poi appunto ti scontri con quei movimenti che magari hanno anche la base che condivide quello che hai detto tu, Giocondo, però poi nei termini pratici siedono in giunta con la Lega. Quindi certamente qua dopo forse subentrerà anche un discorso di interesse, di prestigio personale, che so io, perché però tutto questo non è compatibile, a qualche posticino, che so io, e quindi ecco che scaturisce l'appoggio incondizionato al partito, insomma. Esatto. Alle Sono prossime tutti su una lista regionali, nera. come ci organizzeremo? Allora, intanto per il momento la logica è quella intendi come movimento Maria Cecilia o come... Sì, come lista quello è ancora da per vedersi. partecipare alle regionali. Esatto. Quello è ancora da vedersi perché chiaramente dipende da diversi fattori che ancora noi non siamo in grado di prevedere. Cioè, non so, nel senso che le regionali con forte probabilità saranno rinviate, non si sa quando e ancora non mancano delle condizioni per poter dire quale potrà essere come si dice, la modalità, no? Però stiamo attendendo di capire appunto da questo punto di vista quali saranno le decisioni che saranno prese a seguito anche del coronavirus, appunto, per poter dire qualcosa. Non tutti sono favorevoli, per esempio Giada sicuramente, ne abbiamo parlato spesso, lei considera questo un errore, no? Quello di partecipare alle elezioni. Però fondamentalmente come movimento, laddove ci fossero le possibilità tecniche, ripeto, sicuramente intendiamo partecipare. Dipende da una cosa, dipende dalla capacità che avremo di raccogliere le firme, non è banale, oppure di riuscire ad avere da parte di uno dei gruppi presenti in Consiglio regionale il lascia passare alla partecipazione. Molto difficile, quindi diciamo non è così banale che noi partecipiamo alle elezioni. È un'ipotesi fondamentalmente che sto cercando di percorrere e che spero vada a buon fine, però bisogna vedere come evolverà la situazione. Voglio dire, per me la partecipazione alle elezioni non è un aspetto fondamentale, però se c'è la possibilità, credo che non abbia senso non parteciparvi. Molti, magari Giada porterà avanti, spiegherà il suo punto di vista, molti ritengono che non sia così. Secondo me, se c'è un'urna in Veneto, indipendentemente da che la mette, è giusto che gli indipendentisti abbiano una loro possibilità di partecipare. Dopodiché, da questo punto di vista, ripeto, magari
Giada, ti invito a dire la tua opinione, c'è chi la pensa diversamente, no? Una curiosità, Gianluca. Aspetta che Non, no, Giocondo, un attimo, aspetta che prima lasciamo passare a Giada che ho interpellato che stava parlando. ho capito, sì. Dopo mi fai le domande. Sì, no, vabbè, niente, la mia è una questione anche un po' patriottica, nel senso che io mi reputo veneta e di conseguenza non voterei mai a indizioni di elezioni italiane, anche se sono della regione Veneto. E sono per bombardare i veneti con una campagna non voto, ecco, cioè proprio nel senso che se siamo veneti, siamo un popolo, non dobbiamo assolutamente votare. Io questo condivido in maniera piena e inequivocabile. Anch'io sarei di questo parere. Comunque una domanda... Una domanda che volevo farti. Non riesco a comprendere la collocazione del Partito dei Veneti. Guarda, neanch'io. Neanch'io, nel senso che trovo incoerente che si porti nello stesso, diciamo, slogan il concetto di autonomia e di indipendenza e soprattutto che non ci sia una posizione chiara nei confronti della Lega. Da un lato la base appunto critica la Lega, no? Ma dall'altro siedono in giunta assieme e non è ancora ben chiaro se a queste future elezioni regionali, quando e se si terranno, probabilmente in autunno a questo punto, addirittura saranno alleati. E sono convinto che anche se non saranno alleati è perché faranno i calcoli che gli conviene essere così, faranno i calcoli con la Lega che gli conviene marciare, come dire, divisi semplicemente per evitare che magari appunto plebiscito.eu se si presenta possa prendere più voti. Quindi è un surrogato della Lega, magari non nella base, ripeto, che è sana, è positiva, è composta da persone per bene, ma in alcuni dirigenti, una parte importante di dirigenza, quella che controlla comunque il partito, in questo momento stanno tenendo una linea che è, come dire, un surrogato della Lega. Tant'è vero che adesso loro parlano essenzialmente di autonomia, non di indipendenza. Se parlano di indipendenza è come con un'ipotesi residuale, in seconda battuta, ma solo così giusto per tenere buoni i propri adepti che magari invece sono indipendentisti. Quindi mi chiedi di spiegare perché non capisci la loro linea e io ti rispondo dicendo che non la capisco neanche io alla fine. Se non, anche perché non a pensare male magari potrei capirla, però non voglio stare qui insomma a pensare male. Siccome io leggo quasi ogni sera quelle 2, come si dice, pubblicazioni online, o 3 che sono online, c'è l'Indipendenza Nuova, sì. Poi c'è, adesso non so se hai visto che c'è anche la pubblicazione della Nuova Padania. No. Da qualche non l'avevo vista sinceramente questa. www.lanuovapadania.it. Va bene, è diretto dalla Stefania Piazzo. Va bene, Stefania Piazzo era quella che una volta dirigeva la Padania, quella cartacea. Va bene, dopo c'è il famoso Miglio Verde. Va bene, quello di come si chiama? Leonardo Facco, ma dopo c'è anche l'altro, come si chiama? Non mi ricordo. Va bene, là io noto per esempio il Miglio Verde non parla mai di Grande Nord, per esempio, o lo parla in maniera così a denti stretti, mentre invece l'Indipendenza Nuova cita molto volentieri questo Grande Nord che ha, mi sembra, una branchia anche qui nel Veneto. Cos'è quello lì? È un seguace della Lega o cosa? Il Grande Nord? Il Grande Nord in teoria è un componente del Partito dei Veneti. Sì, difatti elogiano molto l'adesione del Partito dei Veneti a loro, insomma.
Però non si capisce, ma ti sei già espresso, insomma, che non è chiara la collocazione né la linea, insomma. Ecco. Oppure a pensare male è fin troppo chiara, diciamo, nel senso che purtroppo come dire, è incoerente, ecco, politicamente. Sì, io ho come si dice, a pelle così, mi sembra che siano ossequienti al tricolore, insomma. Sì, diciamo che è una forma di protesta, se vuoi, tipo quella appunto della Lega. Ripetono il messaggio che era stato portato avanti politicamente dalla Lega. Adesso la Lega si è spostata su temi più nazionalistici, loro lo tirano su da Escoasse, ma mi dico, se non sia Lega, perché anche se tutti i veneti lo votassero, questo partito di Veneti, se lui continua per che strada, perché deve riuscire anche lui. Non credo che quella sinceramente possa essere la strada corretta, però poi vedremo. Vabbè, si sono bruciati comunque con il candidato. Io non hanno messo Toni Carega. Sul candidato hanno fatto un po' una figura un po' bambina, però vabbè, problemi loro. Hanno perso metà della gente che li seguiva, insomma. Sì. Che va bene, dai. Va bene così. Sì, beh, se portano avanti quella linea non mi dispiace di sicuro. Viva Toni Carega, allora. Viva Toni Carega, esatto. Quindi da questo punto di vista questo un po' vedo come situazione. Volevo cercare di vedere, perché ci sono persone che hanno, invece di collegarsi qui, si sono collegati in videochiamata sulla chat di Facebook. Non capisco, probabilmente hanno sbagliato, e forse vediamo se riesco. Mi chiedono il codice Zoom, proviamo a darglielo, magari se qualcun altro nel frattempo che invio il coso vuole prendere la parola e raccontarci un po' o della sua situazione lì vicino dove abita, come per esempio a Musile con Giada, come sia la situazione nella parte veneto orientale. Niente, qui è tutto chiuso. Il mio sindaco, tra l'altro, che è una leghista ovviamente, come si dice, ha mandato fatto dei decreti, non lo so come ha preso delle decisioni ancora prima che le prendesse la regione o addirittura le ordinanze. Le ordinanze, sì, fa conto che hanno praticamente chiuso i tabacchini, li fanno aprire solo la mattina, ma ti parlo, sono già 3 settimane che fanno così, e hanno vietato i giochi, la vendita di grattavinci, cioè manca solo che non vendano le sigarette, siamo a posto. C'è restrizioni addirittura più, e tra l'altro una cosa che a me ha fatto un po' impressione è che tra le varie ordinanze ha mandato questo avviso dicendo che tutti i cittadini possono esimersi dal pagare le tasse comunali, adesso non so di che tasse parlava, però dovranno pagarle tutte in un'unica soluzione entro il 30 di giugno. Sì, quindi arriva una botta al 30 di giugno che voglio vedere pazzesco. Sì, questo almeno dovrebbero, come dire, spostarle tutte, no? Cioè, nel senso, a settembre almeno. Sì. E invece ha scritto 30 giugno. Infatti abbiamo tutti pensato che ha vietato i giochi, il Super Enalotto, quelle cose là, proprio per farci risparmiare, così al 30 di giugno facciamo. Per pagare in un unico botto. Esatto, sì. Così, comunque anche le schede e sigarette. Sì, infatti. Comunque qua casi ce ne sono pochissimi, quindi siamo qui rinchiusi per nulla, secondo me, perché Ma infatti adesso secondo me che tengano tutta la stessa linea per tutta Italia è un po' un'assurdità. Tanto do un benvenuto a Rossano che si è collegato. Ciao Rossano. Deo grazie, ciao a tutti. Rossano. Che tu problemi di collegamento?
No, ho avuto un problema con la Sena e adesso ho avuto un problema con il collegamento. Con radiccio? Ma non importa. Vabbè, risolto. Come? Con radiccio che tu dici? Sì, risolto. Boh. Comunque sì. io sono preoccupata per la stagione, sai Gianluca. Sono preoccupata per la stagione perché... No, sicuramente, non so adesso, ma penso che ci sia una serie di tutte le persone che prenotano per tempo, ci sono una serie di disdette notevoli. No, è tutto disdettato a Bibbione. Sì. Non c'è nessuna prenotazione proprio, zero. Ma addirittura le concessioni della spiaggia, cioè, hanno già avuto ordine di non iniziare a piantare gli ombrelloni fino a giugno, fino al 1° di giugno. Quindi se dovessero anche partire il 1° di giugno, la spiaggia sarebbe pronta per luglio. Do un benvenuto anche a Franco, che vedo. Mi domandavo ciao Gianluca, ciao a tutti. Chi fosse K7. Dopo ho detto, questo c'è qualcuno che si occupa di sicurezza, questo identificativo, ed ecco Franco. Ciao. Ciao Gianluca. Come sei a Valdobbiadene? Sempre sarei sempre qua. Sì, nelle valli del Prosecco. Beh dai, questa è un'oasi comunque felice, perché i casi sono minimi. Ok. Bene, mi fa piacere che sia questo successo. Prima stavo dicendo, appunto, collegandomi a quanto diceva Giada, no? Che effettivamente il Veneto sta avendo una tendenza che è decisamente più, come dire, meno negativa, più positiva rispetto alla Lombardia, ad altre regioni. Quindi trovo assurdo che l'Italia applichi la stessa politica a tutte le regioni di chiusura nello stesso modo, quando in realtà ci sono delle situazioni diverse. Secondo me il Veneto potrebbe, io avevo anche suggerito delle modalità, insomma, seguire quello che può essere la strada che alcuni paesi asiatici hanno dimostrato di percorrere con successo, mi riferisco a Singapore, a Taiwan. In parte l'ha già iniziata il Veneto perché appunto grazie al professor Crisanti hanno aumentato la base di test, di tamponi rispetto ad altre regioni, in più hanno anche seguito una logica di, come dire, di assistenza domiciliare per i casi meno gravi, quindi senza ingolfare le terapie intensive e gli ospedali. Basterebbe un attimino più di uso di tecnologia per anche andare a fare poi il tracciamento sui positivi e a ritroso su tutti quelli che sono stati contagiati, andare a cercare tutti quelli che sono stati contagiati. Quindi se, come sta facendo appunto questi stati, Singapore, Taiwan, come ha fatto la Corea del Sud, che pure aveva avuto un focolaio molto importante, se vi ricordate, ma l'ha saputo contenere molto anche velocemente, sicuramente rispetto a quanto è successo in Italia. Se appunto, anche se magari il Veneto riuscisse ad aggiungere questo elemento, e mi sembra di capire che ci stiano lavorando, a quel punto non ha senso che lo Stato italiano chiuda tutto allo stesso modo, tutto il territorio, quantomeno cominciare, non dico tutto in blocco, per carità, ragionare, fare un piano, ma di progressivamente aprire e soprattutto considerare cosa bisogna fare per aprire, perché se stiamo parlando soprattutto a livello industriale di filiere, è chiaro che bisogna organizzare questo aspetto, perché è facile chiudere, poi la riapertura è molto più difficile purtroppo. Però condannare tutto questo territorio alla stessa politica che che caratterizza la Lombardia, che ha una situazione molto più drammatica, lo trovo un po' così poco giustificato. Quindi potrebbe benissimo fare da capofila di questo esperimento il Veneto anche nel cominciare a riaprire. Anche perché si tratterebbe di fare il procedimento opposto rispetto a quello che ha fatto col discorso della chiusura, nel senso che prima era chiuso a Lombardia, sì,
dopodiché si sta chiuse province di Treviso, Padova e Venezia. Venezia. Sì. E però sì, a San Doverte, Verona e Vicenza, per cui si tratteria di fare il passo opposto. Sì, sarebbe da cominciare a fare il passo opposto e magari, ripeto, anche con delle procedure più intelligenti nel contenere, nell'isolare. Tra l'altro, un altro aspetto, non capisco perché come dire, chi è positivo, chi è magari anche positivo, che sia asintomatico, che abbia i sintomi lievi, debba stare in quarantena con la famiglia. È un errore, ha fatto la Cina e ti porta automaticamente all'infezione di tutte le persone che convivono. Abbiamo tutti gli alberghi chiusi, sicuramente fai una convenzione con gli alberghi, e visto che la si è fatta anche quando c'è stato il problema dei barconi, non vedo perché non lo si possa fare anche con i nostri concittadini che magari sono positivi al coronavirus. Gli alberghi sono strutturati per gestire le persone anche singolarmente. Fai un'assistenza presso gli alberghi e non metti in rischio i membri della famiglia, i conviventi, che invece in questo caso purtroppo si sono contagiati. Questo ha tirato su i numeri in un modo pazzesco, anche in Lombardia. Perché però gli alberghi non che sia persone che si pronte come dipendenti per far fronte a questo, perché bisogna che un po' alla volta solamente la struttura e dopo fosse infermieri dentro e altre persone. Io vorrei di assistenza domiciliare, quindi di carattere infermieristico, o comunque con l'opportuno training, che gestisca le strutture, però a quel punto, no? Se è sciocco non utilizzarle. No, mal che vada, mettete i parenti in albergo, no? No, sì, perché si mettono assieme, cioè l'errore è tenere assieme persone contagiate con persone che invece sono sane, no? È lì il problema. In Cina hanno fatto questo errore, hanno moltiplicato gravemente. Dopo si sono accorti di questo errore e hanno rimediato, infatti dopo li hanno messi in albergo gli ammalati. Però ormai, come dire, il gasserà a staia con i vacche fuori. Ma secondo voi è un disegno questo? È l'imperizia oppure è un disegno? Perché i numeri non giustifica le chiusure di questo periodo. Purtroppo i morti sono tutti, anche quelli morti sotto i treni, di infarti, di qualsiasi tipo. Me lo hanno anche detto che è il totale di tutti i morti. Ma non lo sanno nemmeno loro quanti sono morti di corona o per corona. No, questo sì, c'è un fatto che comunque sta roba qui ti manda in tilt il sistema sanitario, perché il 10% di chi è positivo circa va in terapia intensiva. Il problema è quello. Cioè non respira da solo purtroppo e deve andare sotto respiratore. Che noi qua in Alpago, scusa, noi qua in Alpago abbiamo una zona con parecchi infetti. Però effettivamente gli infetti sono stati infettati, diciamo, perché gran parte sono dipendenti ospedalieri, 2 sono poliziotti che lavoravano per le strade e il resto erano già in isolamento perché sono in casa di riposo, che comunque stanno bene, anche quelli in casa di riposo, non è che ci siano stati morti, anzi sì, grave. Sì, dove in Alpago? Non ha bisogno neanche dei respiratori e così se la stanno vivendo come un'influenza normale. Carlo Marco ti domanda dove in Alpago? A Puos del Pago, in casa di riposo di Puos del Pago, e qualcosa anche a Santa Croce. Mi ricordo dei parenti a Tignes. A Puos, allora sai dove è appena sotto. Sì. Lì ce n'erano 20 qualche giorno fa, può darsi che sia aumentato il numero, però asintomatici hanno fatto il tampone, non sono asintomatici, per cui effettivamente non si riesce a capire tanto, persone che grosso modo sono anziane, però non hanno patologie particolari e quindi se la vivono anche bene, per cui non si capisce come mai se la media della popolazione colpita che
che praticamente ha problemi gravi ed eventualmente è sottoposta a rischio di morte, mediamente sugli 80 anni, non si capisce perché gli altri non possono riprendere e siano isolati effettivamente quelli dell'età a rischio, mentre gli altri possono riprendere a lavorare e sembrerebbe quasi che, a parte che la Lega è abituata a cavalcare un po' le sensazioni generali per dopo avere un riscontro in termini di voto, per cui sembrerebbe che Zaia tutti dicono tutti a casa e accontenta tutti, e dopo fra 10 giorni magari, quando la gente comincia a essere fobica, comincia a dire adesso il picco l'abbiamo passato, adesso cominciamo... Lo che ha fatto Zaia, ci ricordiamo che aveva detto io il 2 marzo apro le scuole, quindi non sarebbe una novità che dopodomani si presenta con una posizione che sia l'esatto opposto di quello che aveva fino al giorno prima, e ovviamente in quel caso senza chiedere scusa, senza nessun tipo di giustificazione, semplicemente dice, ovviamente è molto arduo, devo dire anche ammirevoli da questo punto di vista, a cavalcare l'onda e a mettersi sempre sulla cresta dell'onda col surf. Per cui sicuramente, Carlo, credo che se dovesse un po' cambiare il clima, assisteremo a qualche presa di posizione di questo genere. Devo dire da questo punto di vista comunque che, per quanto ovviamente sia una regione italiana, però fa piacere vedere che anche in questo frangente il Veneto abbia dimostrato comunque un qualcosa di diverso, cioè nonostante l'italianizzazione forzata che sia in atto da 150 anni, da 160 anni, comunque anche nelle ramificazioni italiane amministrative della regione Veneto resta dei tratti che fa sì che ne renda comunque diversi, perché e lo testimonia l'approccio che comunque, va detto, non è merito della classe politica, ma è merito del fatto che fortunatamente che se persone come un Crisanti, quindi viene dal polo universitario di Padova, viene dalla scuola di medicina di Padova, viene da biologia molecolare di Padova, Selori che, e devo dire, si riuscì dopo anche a coinvolgere e a convincere la regione nel tenere una linea diversa rispetto a quella che aveva dettato l'Italia e che ha seguito le altre regioni, in particolare la Lombardia. Però ecco, da questo punto di vista fa piacere vedere che il Veneto è diverso. Tant'è vero, non dico ma non so se avevi visto, ma lo rileva anche la Harvard Business Review, dicendo appunto, spiegando in un articolo che ho linkato un paio di giorni fa, che l'Italia ha tante lezioni da dare al mondo su cosa non fare in casi di pandemie come queste. E diceva, la prima lezione che dovrebbe fare l'Italia sarebbe di guardare al suo interno e magari seguire un po' di più le cose che ha fatto il Veneto, che non invece quelle che sono state fatte nelle altre regioni. Quindi da questo punto di vista fa piacere vedere che c'è ancora dei semi di diversità, voglio dire. E questo è testimoniato in generale anche un po' da tutta la gestione di questa situazione. Dopo è chiaro che fa invece poco piacere, dispiace, vedere che manca il coraggio di come dire, essere consapevoli di questa diversità e anche del successo che c'è stato e magari accrescerlo in modo importante e definitivo facendo quelle scelte, come dicevo all'inizio, di seguire le vie che ha seguito Singapore, Taiwan, ma anche Israele, ma anche la Germania, voglio dire, e che con un po' più di tecnologia, non dico tanto, un po' più di tecnologia, anche riuscire a inseguire i positivi e i contagiati, isolandoli e risalendo a tutti i contatti. Se facesse anche questo passaggio, mi confido che comunque
venga fatto, seppur in ritardo, almeno da alcune sensazioni che ho ricevuto anche da persone che conosco che sta lavorando dentro il sistema, come dire, dei test, eccetera. Se questo avvenisse, credo che sicuramente si possa avere una prospettiva diversa. A quel punto anche lo Stato italiano mi pare così cartonato, così focalizzato su sti moduli di autocertificazione che cambiano ogni 2 giorni, così concentrato su una modalità burocratica di gestione di sta roba, cioè veramente assurdo, che credo che non abbia neanche la forza di opporsi in questo momento a un'eventuale presa di posizione più decisa di tipo diverso. Cosa di tutti, Rossano? Bisogna seguire i SKI, per cui il discorso è questo, si tenga perfettamente ragione sotto quel punto di vista e il punto è questo, chi che alla fine della fiera ciappa e decisioni i viene pagare da Roma. Per cui alla fine della fiera qualcuno che tirerà una bacchettata sulle onde e che dirà: Ciccio, cosa si tu devi fare? Pensate non discostarti tanto dalla linea tracciata. Per cui credo che sì, bellissime eccellenze, ma alla fine della fiera seguiremo l'Italia come al solito. Cioè E comunque chi è che si toglie le responsabilità e di adesso verso? No, preferisse quello no, però potrebbe essere non tanto a livello politico, mi confido che a livello accademico possa essere delle prese di consapevolezza diverse e che, così come è avvenuto sulla questione dei test, il livello politico lo segua quasi per, come dire, perché mi sta dove dà, no? Cioè questo supplisce alla totale incapacità della classe politica, anche regionale, e quindi la regione che va a Dio. Dopo arriverà Roma che cercherà di bastonare, ma a quel punto probabilmente anche la stessa Roma va in difficoltà perché non c'è che neanche a Roma abbia chiarezza di cosa fare. Cioè, che sia cioè che lo Stato italiano sia nella più totale panico lo dimostra il fatto che dall'inizio della crisi due tipi di manifestazioni e conferenze stampa su Facebook del Conte, che è qualcosa di ridicolo, e dall'altro invece si parla dei problemi, quindi dei morti e dei mai, questi quattro spiegai della protezione civile e dell'Istituto Superiore di Sanità che fa questa conferenza stampa ridicola dove che non accetta neanche domande ogni giorno, no? E ti rendi conto che quello è lo Stato, vuol dire che l'è in confusione completa, no? Tant'è vero che lo ha dimostrato la questione come si chiama Bertolaso, non Bertolaso, questo e quell'altro. Quindi ecco, l'unica, come dire, piccolo grano di ottimismo che cose è che il potere politico è così incapace, così inconsapevole, che in un qualche modo viene trascinato dai tecnici, no, in questo momento. E forse c'era quelli che doveva contattare subito anche. Probabilmente sì, ma quello che mi preoccupa è che a livello economico non c'è questa capacità, cioè così come a livello sanitario, che può essere di personaggi, no? Che emerge, non per niente si dice Padovani gran dottori, no? Che emerge e si qualifica. A livello economico uno dice, ma è chi gatto? Ti va a guardare le Confindustrie e non te sa da che parte. No, che sia qualche figura, mi viene in mente il vescovi della Confindustria Vicenza, cioè che sia qualche figura anche più illuminata, però in generale va su altre realtà non c'è da essere così ottimisti. Mi viene in mente il discorso del Confindustria e sindacato, mi viene da toccarmi, cioè ragazzi, non si sa veramente dove cavalgano per menta. No. Per cui, cioè, siamo per la Confindustria, prima o dopo, come al solito, qualcuno si tirerà sulle mani che fa. Ma
si inutile pensare, insomma. Assolutamente. Anche perché veramente no. Sì. Comunque. Insomma, muore questa Italia o no? Cosa, Giada? Muore questa Italia o no? Ma allora, mi fa specie, ti faccio un esempio, perché se magari te sei dentro l'Italia, te sei molto assorbito dal fatto che adesso che dentro te distrae, no? Non ti dà un punto di osservazione neanche. Allora mi penso a un altro stato, no? L'Argentina negli anni 20, nel 1920, già era forse lo stato più ricco del mondo. E l'Argentina, no, si è morta. Io che aveva un po' di cose, cioè, adesso ha già un livello tale che ogni 10 anni gli fa un default, una bancarotta, ma quasi è la caratteristica, che i poveretti diventano sempre più poricani. E la classe media non esiste più ormai. E che c'è qualche oligarca così che ovviamente fazzenderos che tira avanti. Ecco, l'Italia mi vedo così. Se mi domandi, ma Andrea, scusate l'assenza, ecco qua. No, tranquillo Andrea, non preoccupare. E quindi temo che possa essere un dissanguamento continuo, un indebolimento continuo, un impoverimento continuo. Come dire che questo temo che possa essere. Chiaro che l'Italia si trova di fronte nel prossimo futuro a dei grossi problemi, perché vabbè, adesso potrà ottenere sotto qualche forma un'iniezione finanziaria di qualche tipo per far fronte alla crisi, ma ciò non toglie che comunque a botta che inciampa dal punto di vista economico questa situazione è enorme. Che sappiamo, perché alla fine siamo noi altri, c'è l'economia, c'è le persone, c'è le nostre aziende. E quindi non so, non subito, ma fra 6 mesi, un anno, non so quale potrà essere la situazione a livello finanziario quando che passata la crisi sanitaria, passa tutto, comunque gli altri stati un po' alla volta, magari lentamente, tornano alla normalità, si lecca i ferite e ricomincia quella cosa. L'Italia, ma vedo che ha questa forza per recuperare non solo come dire, la situazione pregressa, ma anche quella causata dalla crisi sanitaria. Per cui prevedo che potrà essere dei nodi molto grossi che farà male doverli risolvere, anche perché alla fine sappiamo che nessuno viene a mettere soldi sul piatto dell'Italia da fuori. Mi sembra buchi come i veneti, i tedeschi, gli olandesi e nessuno. E quindi, ahimè, dove penso che va ai tosti i soldi? Da solito da Pantalon che è sempre coi braghe più tirae, più logore, e col portafogli sempre più debusi, però andrà sempre là. Quindi, soldi che tira fuori, giochi niente dopo. Parlo fra 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, prevedo dei problemi, perché adesso appunto fa debito, l'autorizzazione di tutti è far debito, l'ho detto anche a Draghi, l'ho detto a tutti, fa debito, passa sta fase, temo che a quel punto qualche posizione dovrà rientrare e allora sì, sarà tempo di forse patrimoniali o chissà cosa. Per chi economicamente sopravviverà, perché quello che sta avvenendo falcidiarà un numero pazzesco di attività, come che sapete. Quello sarà il grosso problema. Che si sommerà, un problema che si somma ai problemi già esistenti e che appunto sfocerà in quella situazione che fondamentalmente, siccome non cambia, che c'è un numero però che non cambia mai, perché qua parliamo di attività economiche che si perde, quindi del PIL che si sbassa, però che c'è un numero che non si sbassa mai, che è i stipendi pubblici e le pensioni. E su ste robe qua, cioè, quando parlo dei nodi, intendo questo, cioè che se arriva a un punto per cui c'è un livello così elevato che di spesa pubblica, del percentuale sulla spesa pubblica, che
quando che sarà problemi di finanza pubblica? Il problema di finanza pubblica è quelli, pensioni e stipendi pubblici. E quando che sarà quel tipo di problemi, se per risolverli andrà, come sempre, in Veneto, dal Pantheon, riducendolo ancora più a fame, fondamentalmente. Quindi bisogneria che darsi una regolata a livello d'ari da un minimo, mettiamo dei 1.200, arrivare a un massimo dei 4.000, anche i politici, e lo stesso anche i pensioni, da un minimo dei 1.000 a un massimo dei 3.500, diciamo. E ora sarebbe già una regolata, cavando via tutti quanti i benefit, tutte quante cose, ma toccati i politici. Ma tocca i politici, ma il problema è quota 100, il reddito di cittadinanza, cioè, finché sei diritti acquisiti, piccola roba. Ma che sei dei voragini di spesa. Sì. Quindi là vedo i problemi. Non sì, su adesso tipo spender, ma fra un po'. A noi a quell'epoca anche saremo ancora in Italia? Ma quello dipende da noi altri, fondamentalmente, sempre. È chiaro che allora, da un lato vuole essere delle condizioni per aumentare come dire, per portare avanti il nostro messaggio in questo periodo, ma dall'altro non sono le condizioni per avere successo, perché nei momenti di crisi il popolo si affida alle autorità sanitarie, autorità del governo, insomma, i nostre nonne, le nostre mamme, tende a guardare positivamente i vari Conte, Salvini, Zaia. Cioè gli passa in televisione da mattina a sera, come noi che neanche a messe, manca una volta andava a messa, adesso gli accavano anche i preti, per cui i politici che se l'ha da mattina a sera. Per cui sicuramente c'è questo fenomeno di, come dire, al manco per il momento, de delega consegnata e del consenso anche alle autorità varie del governo. Perché tutti voli schei, se Dio sperare che dà qualche scheo e avrei tutti stati. Ma anche perché nelle situazioni difficili come in guerra è inevitabile che sia il consenso verso chi ha il potere, no? Finché la situazione non diventa così tragica che allora si rabalta la cosa. Diciamo che noi altri avevamo la possibilità di costruire nel frattempo, costruirsi e organizzarci e strutturarci per essere pronti quando potrà essere questo passaggio. Sappiamo che l'Italia si è strutturata in questo senso per far sì che quando che sarà questo passaggio il suo gioco dal centro-sinistra al centro-destra, cioè cercherà di convogliare tutto il malcontento su Salvini, Meloni e tutti questi cani da guardia del sistema Italia. Ma noi altri invece dovremmo essere abili a infilarsi in quel vuoto in Veneto, perché comunque i veneti, cioè qualcosa di Veneto lo capisse, non dico tutto, qualcosa. Ecco, quindi noi altri dovremmo riuscire a creare situazioni come questa, che appunto secondo me si può ripetere, se sei d'accordo, con una certa frequenza, magari anche allargandole, perché fino a 100 persone si può stare tranquillamente, e prepararsi, magari anche trovando competenze nel frattempo, delle persone capaci, che ne aiuti, che cominci a capire che l'Italia non ha futuro, l'unico futuro è quello dell'indipendenza del Veneto. Per rispondere Giocondo alla tua domanda, se saremo ancora in Italia, forse sì, ma il problema è che staremo per sempre se nel frattempo anche noi altri non avremo saputo sfruttare questo momento per crescere, per saper diventare un punto di riferimento nel momento in cui valido, nel momento in cui gli altri punti di riferimento cominceranno a vacillare. Per questo motivo, secondo me, anche bene essere forse far essere presenti nel Veneto, nella regione Veneto, perché al manco si può farsi vedere più, se ha più visibilità e si può far anche mostrare il nostro pensiero. Sì. Diciamo che mi dico aiuta, non è un elemento essenziale.
ma è un elemento che può aiutare. Può aiutare, come ti dicevi te, Marco, a dare qualcosa in più. Dopo, non pazienza, non cambia niente, perché alla fine viviamo una situazione così fluida, anche a livello sociale, che abbiamo degli strumenti a disposizione così potenti, che no, è una componente essenziale, assolutamente. Se no che se fa di più in un altro senso. Però sicuramente può aiutare. Bene, abbiamo fatto la nostra oretta e un quarto con i 5 minuti di ritardo che causai dai miei problemi di connessione. Direi che a questo punto potremmo andare un po' verso le conclusioni, no? E magari darsi appuntamento a un altro video, sempre diciamo, potremmo farne una settimanale, magari dopo un po' alla volta, se riuscimo che ne creeremo di più tematiche. Pensavo per dire anche di lanciare delle video anche sui vari gruppi, legati ai gruppi, anche con partecipazioni più estemporanee, più veloci, se disè. Faremo degli esperimenti, però ho fatto quella, diciamo, del plebiscito.eu canonica, se diamo un appuntamento più o meno settimanale, che comunichiamo qualche giorno di anticipo, sperando che questa cosa piaccia. Ovviamente dopo questo video pubblicheremo anche su YouTube, quindi fra qualche ora giro il link. Se qualcuno vuole dire qualche parolina, qualcosa di conclusione, ben venga. Volevo Buona chiedere serata a tutti. come accoglierebbe l'Unione Europea una richiesta da parte della Regione Veneto per una sua autonomia e o indipendenza? Beh, io pronuncio sull'indipendenza. Allora, dipende dalle situazioni. È chiaro che una cosa da dire è che l'Italia sempre più sta dimostrando di porsi in termini quasi di avversità all'Europa, mentre il Veneto ha una caratteristica di avere il suo sistema economico e produttivo perfettamente integrato in Europa. Il Veneto, come la Germania da questo punto di vista, anzi siamo collegati perfettamente con la Germania, con la Francia, con tutti i paesi europei. Quindi nel momento in cui c'è una situazione di Italia che cerca di andare verso l'Italexit, il Veneto può essere come la Scozia nella Brexit, cioè può essere quell'elemento che invece rispetto all'Unione Europea diventa un interlocutore. Per cui credo che possa essere uno scenario di questo tipo, magari non così netto come con la Brexit, però un elemento che faccia sì che l'Unione Europea dica, meglio, come dire, avere un Veneto indipendente e sano che non un Veneto che vada a remengo, perché comunque va a remengo anche come il resto dell'Italia, almeno avere una regione indipendente stabile e anche che non crei problemi al settore economico europeo, come inevitabilmente succederebbe se venisse a mancare. Questa richiesta la possiamo inoltrare? Questa richiesta, più che inoltrarla, dobbiamo riuscire a farla nostra qui in Veneto. E a quel punto si apre il dialogo con l'Europa, anche a livello internazionale, non solo con l'Europa, a qualsiasi livello ovviamente possa essere possibile, con gli Stati Uniti, con tutti gli interlocutori internazionali, perché io credo che il Veneto potrebbe essere un fattore di stabilità. Perché anche un fattore di stabilità? Perché comunque se tu togli all'Italia il Veneto che oggi fa il ruolo del tappabuchi e che fondamentalmente permette all'Italia di spendere e espandere, ad essere un elemento di instabilità, perché comunque i soldi facili del Veneto da andare a prendere, se il Veneto si responsabilizza con l'indipendenza, è chiaro che può anche giocare un ruolo nei confronti dell'Italia. A quel punto ti dice, guarda, siccome a me conviene avere un vicino che stia bene e non un vicino come dire, che crei problemi, perché è come tu quando hai una villa, no? Una casa, e la tua casa può essere bella quanto vuoi, il tuo giardino curato quanto vuoi, ma se il tuo vicino ha come dire, l'immondizia, la tiene malissimo, crea un problema anche a te. Un cimitero è la parola. Il Veneto avrebbe questa funzione, una volta che diventi indipendente, di
trascinare l'Italia a un livello di responsabilità maggiore. Come? Grazie ai soldi. Per tutti i soldi l'Italia non se li prenderebbe più in automatico a priori, ma sarebbe il Veneto a darglieli a progetto, ad obiettivi, diciamo in considerazione di un risanamento, di una responsabilizzazione del nostro vicino, per far sì che non sia un vicino con il giardino sporco e che crei problemi. Questo credo che faccia piacere a tutti, non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale. Io credo che questo, da sempre, credo che questo sia la mentalità della Bene, adesso credo proprio che sì, speravo che... E quindi direi che magari i prossimi argomenti li vedremo la settimana prossima. Ti saprò dire a breve quando. Va bene, ciao! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Mi raccomando, stai in salute. Ciao a tutti! E forza, ciao. viva il Veneto, Ciao. viva l'indipendenza, viva la Serenissima, viva San Marco. Grazie. Viva San Marco! Viva San Marco! Ciao Gianluca! Ciao ragazzi! Ciao, ciao. Ciao, ingegnere. Ciao, ciao. Ciao! Aspettiamo comunque vostre notizie per congiungerci a questa Non mancheranno. videoconferenza. Seguici Maria Cecilia, seguiteci tutti che le pubblicheremo presto. Ciao! Grazie. Ciao Gianluca. Grazie, ciao ciao. Grazie.